Centinaia e centinaia di persone, probabilmente più di 1500, hanno sfilato dalla stazione di Mestre fino a Piazza Ferreto per manifestare contro i progetti di nuovi inceneritori a Porto Marghera. Presente in testa al corteo anche una delegazione di medici. I problemi sono, primo, che incenerire non distrugge realmente le cose che continuano a tornare nell'ambiente, magari meno riconoscibili e quindi più pericolose, e secondo, che questo territorio ormai è saturo e va solo che bonificato. Comitati e associazioni locali, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie con bambini e dei comitati No PFAS di Vicenza. Sì, siamo molto preoccupate perché gli inceneritori non sono in grado di abbattere i PFAS. Per cui una volta che vanno dentro l'inceneritore poi escono dai camini, per cui la gente del posto se li respira tutti. La preoccupazione principale dei manifestanti riguarda la costruzione di un maxi inceneritore che dovrebbe bruciare 190.000 tonnellate all'anno di fanghi inquinanti provenienti dai depuratori del Veneto. Il problema degli inceneritori è che sono impianti estremamente pericolosi, oltre tutto quello che abbiamo scoperto è che tra i veleni che sputano fuori ci sono anche i PFAS. I PFAS vengono tolti dalle acque dei comuni contaminati del Veneto, di Vicenza, Verona e Padova, e poi vengono bruciati, vengono portati nei vari inceneritori. Che è la tecnologia più arretrata, più impattante sull'ambiente e sulla salute. Attorno a Porto Marghera, con tutto quello che abbiamo già pagato, proporre degli inceneritori è assolutamente folle. Siamo venuti da Arzignano apposta per difendere i compagni dei comitati che stanno lottando da tanto tempo. Vogliamo che questo territorio continui a vivere nelle migliori delle situazioni che ci possono essere, togliendo tutto l'inquinamento, togliendo i PFAS, togliendo tutto quello che sono le grandi opere inquinanti, smettendo di sfruttare il territorio ma pensando al futuro dei giovani e pensando al futuro delle persone che questo territorio lo abitano.